Buongiorno a tutti, benvenuti a questa nuova live di Reni Retro. Sono le 11:15, 11:14 di questo 15 dicembre 2023. Allora, salve a tutti, benvenuti. Qualche problemino dovuto alla nuova linea di Fastweb che mi è stata, allacciata ieri. Solo ieri io stanotte ho impiegato tantissimo tempo per riconfigurare gli innumerevoli dispositivi che ho configurati nella LAN, ok? Quindi diciamo che era previsto che ci fossero dei problemi. Questa la terza o la quarta volta che avvio questa live, però questa sarà quella definitiva che verrà mantenuta poi sul canale, ok? Io adesso terrò d'occhio anche la live tramite il telefonino, sperando che non mi si scarica perché sta un po' scarico e io sono sveglio praticamente dalle 5 di questa mattina. Anzi, vi invito a seguire Reni_J o Reni.J anche su TikTok e su Instagram, oltre che ovviamente su Facebook e su questi canali Twitch e YouTube. Ok? Allora, che cosa dobbiamo fare oggi? Oggi dobbiamo sfogliare questa rivista che a quanto pare ha avuto un sacco di successo, ma che tanta gente ha avuto problemi a reperire nelle edicole della propria città. Ok? Quindi noi faremo lo sfogliamo insieme di questa rivista. Ok? Prima di procedere, volevo farvi vedere anche altre riviste che questa per esempio l'ho presa stamattina. Dopo che ho lasciato mia figlia a scuola, sono passato all'edicola perché aveva questa da parte per me. Quando faremo lo sfogliamo insieme, sicuramente la settimana prossima, che è la settimana di Natale, diciamo, io ovviamente prenderò anche parecchi di questi 45 giri perché parecchi ce li ho. Non dico tutti perché tutti sarebbe impossibile averli, però dato che sono un appassionato di sigle TV, non solo dei cartoni animati, e attenzione, io sono un appassionato, vabbè, di musica a 360 gradi, ma quando si parla di sigle TV, io sì, mi piacciono le sigle, qui dice anime, io ancora li chiamo cartoni animati o disegni animati, comunque mi piacciono anche le sigle a 360 gradi, quindi quiz, telefilm, qualunque cosa. E quindi diciamo che questo volume è un must. Qui trattano le sigle dal 1978 al 1986, ok? Poi ovviamente non ci dobbiamo scordare che abbiamo un sacco di lavoro arretrato. Allora, aspettate che qui l'ho messo al contrario. Allora, innanzitutto dobbiamo aprire quello che c'è qui dentro dell'Irons di Vigevano, ok? E questo sta qui da un sacco di tempo. Poi vabbè, questo già l'abbiamo fatto, lo sfogliamo insieme, cercate lo sfogliamo insieme di Mario nel mio canale, lo trovate senz'altro. Questo pure mi pare che già l'abbiamo fatto, cercatelo. E poi c'è questo, sono veramente tantissime le riviste, guardate, gli indimenticabili videogiochi degli anni 80, guardate. Robot giapponesi volume 2 che lo dobbiamo ancora vedere, ok? E questo invece già l'abbiamo visto, questo lo potete cercare. Robot giapponesi già l'abbiamo visto, questo qui. Questi invece ancora tocca fare, lo sfogliamo insieme. Questo è Anime Cult numero 13 e questo è Anime Cult numero 12. Questi ancora li dobbiamo sfogliare insieme. Quindi, allora, detto questo, volevo ringraziare Michele perché mi ha mandato ciò che contiene questo pacchetto, ok? Allora, dobbiamo fare l'unboxing di questo prima ancora di andare a sfogliare Retro Computer, Win Magazine Retro Computer. Allora, andiamo a vedere cosa contiene questo pacchetto. Allora, guardate un po', grazie mille Michele, come disegnare disegni graziosi e divertenti da 6 a 99 anni. Come vedete l'autore si legge benissimo, Michele Rizzardi. Guardate, vi faccio vedere anche i vari codici barre. Allora, sicuramente appena finita la live vi metterò i link
per fare l'acquisto di questi volumetti su Amazon. Sono 3 volumetti, questo è disegni graziosi e divertenti, di qua c'è la frutta, di là c'è la verdura, ok? E sono delle dritte, dei consigli, è come se fosse una guida passo passo, guardate, per arrivare a disegnare quelli che si chiamano i kawaii. Non so se pronuncio bene, ok? Kawaii, così? Che la mia pronuncia giapponese non è delle migliori, anche se quella italiana neanche, figuriamoci quella inglese, figuriamoci quella giapponese. Comunque, vedete, partendo da un cerchietto, come si può semplicemente con semplici righe, vedete? Ci sono delle dritte, dei consigli su come prendere anche delle proporzioni per fare dei disegni in generale. Guardate che belli, questi sono quelli che vanno di più, diciamo, sui social, i disegni stilizzati, chiamiamoli così in italiano se vogliamo, sono quelli che vanno per la maggiore sui social, ok? Attualmente, vedete, poi ci sono delle pagine vuote per fare delle prove, per vedere se uno ha compreso, vedete, qui ci sono i consigli, vedete? E poi, diciamo, ci sono delle pagine vuote per fare delle prove, ok? Fino ad arrivare, vedete, meteorite, vedete? Si parte ovviamente da un cerchio per poi arrivare a fare questo, e ci sono sempre delle pagine vuote dove si possono fare delle prove, ok? Vedete, io ho rimesso, ho riconfigurato OBS come era prima e adesso funziona tutto. Ovviamente non lo sfogliamo tutto, guardate questo, per esempio, carino, l'astronauta. Andiamo avanti, l'astronauta in tema cometa, siamo in tema pure natalizio, la stella cometa, eccetera. Ok? Andiamo avanti, per esempio una teiera. Ci sono tanti consigli e tutti, diciamo, le guide passo passo per disegnare, per esempio, un razzo. Ok? Ricordate che questi disegni vanno per la maggiore sui social, questo tipo di disegni. Ok? Quindi vi metterò i link in descrizione sia per acquistare questo volume, disegni graziosi e divertenti, rosa, e poi ci sono questi qua, azzurro e verde, frutta e verdura. Ok, ricordiamo l'autore Michele Rizzardi, come disegnare disegni graziosi e divertenti in stile kawaii, da 6 a 99 anni. Ok, lo trovate su Amazon, vi metto i link in descrizione. Detto questo, partiamo subito con, sfogliamo insieme Retro Computer. Dentro si parlerà anche del libro Computer Wars ZX Spectrum contro il Commodore 64, che dal mio punto di vista, io ci ho lavorato con tutti e due, da alcuni punti di vista lo Spectrum era, diciamo, migliore, già anche con il Basic. Da altri punti di vista, per esempio audio, palette di colori e diciamo grafica per i giochi, il 64 era meglio, ok? Soprattutto anche per il sonoro. Lo Spectrum aveva il beeper sotto, mentre il Commodore 64 collegato a un televisore usciva con un suono nettamente superiore grazie al suo SID, Sound Interface Device. Allora, andiamo a vedere, qui c'è anche un giovanissimo Bill Gates. Allora, vediamo la quarta di copertina. Qui in quarta di copertina ovviamente c'è Commodore 64, c'è lo Spectrum, c'è l'Amiga. Si fa un accenno a Microsoft di Bill Gates, non può mancare la Apple e poi i vari eventi. Ok? Questo è il retro di copertina, ve lo faccio vedere bene. Spero che la telecamera lo metta a fuoco. Vedete? Questa è la quarta di copertina, che per fare pubblicità alla rivista
diciamo, le due pagine migliori, quando uno fa una rivista sono la copertina e la quarta di copertina, perché quando uno sta, che ne so, sulla metro da qualche parte, apre la rivista così per leggerla e quello che va agli occhi di chi sta davanti, per esempio sulla metro seduto ai sedili davanti, quello che vede è esattamente la prima e la quarta di copertina. Ok? Quindi ottimo mettere e menzionare i computer principali che fanno parte di questa rivista nella quarta di copertina. Allora, andiamo subito, qui innanzitutto si parla tra il 1980 e il 2000, i PC, inteso come personal computer, cioè come computer casalinghi, che hanno fatto la storia. Quindi diciamo PC non intesi come quelli che sono stati diciamo caratteristici dalla seconda metà degli anni 90 in poi, quelli con Windows, ok? I PC intesi come computer personali, cioè il Commodore VIC-20, 64, lo Spectrum e poi vedremo, perché hanno veramente fatto la storia tutti quanti. Allora, ovviamente c'è la pubblicità Win Magazine e poi un bellissimo Commodore 64 qui con diciamo, l'editoriale di Fabrizio Ponceroli. Niente, la magia del passato, vedete? Questo, se non sbaglio, è un C64 Aldi, quello bianco col biscottone, ok? Bellissimo, bellissimo questo editoriale con questa immagine che è, diciamo, un'immagine che ci ricorda quelli che sono stati gli anni 80. Calcolate che io nell'82 per la comunione ricevetti il VIC-20, nell'82 mio zio in America comprò il Commodore 64 e niente, e io solo un paio d'anni dopo entrai in possesso di questo gioiellino che entrerà a far parte della mia vita e non ne uscirà mai più. Ok? Oh, e questo è l'indice, un bellissimo indice, guardate, ovviamente questa immagine è stata presa e ripresa più volte con e senza scritte, perché diciamo se vogliamo la guerra tra il Commodore 64 e lo Spectrum, più che una guerra è una diatriba, un qualcosa che è come la Roma contro la Lazio, qualche volta vince la Roma, qualche volta vince la Lazio, o gli altri derby. Adesso mi è venuto il derby della capitale, però diciamo che in tutte le cose diciamo, ci sono due opposte fazioni, a chi piace di più lo Spectrum, a chi piace di più il Commodore 64. Dal mio punto di vista si compensano a vicenda, perché per esempio il Basic dello Spectrum era diciamo più portato verso la grafica già a livello basic, roba che col 64 per fare la grafica dovevi cominciare a scrivere in linguaggio macchina, in assembler eccetera, mentre con un circle, plot, draw eccetera si potevano fare delle cose molto molto belle con lo Spectrum. Poi c'era questa scrittura facilitata, che i comandi erano già presenti all'interno dei tasti dello Spectrum, quindi if, then, else, bastava premere un tasto e compariva then, già bello scritto, senza scrivere th e n. Per esempio, print, c'era già scritto print, senza scrivere print, ok? Quindi circle, avevi tutti i bei comandi sui tasti dello Spectrum. Quindi diciamo che da alcuni punti di vista diciamo lo Spectrum si difendeva molto bene dal punto di vista di programmazione. Dal punto di vista videoludico il 64, grazie a un sonoro, a una palette colori migliore e ad una grafica sfruttata in modo migliore rispetto allo Spectrum, ha avuto un successo più grande e più longevo, se vogliamo. Allora, quindi qui subito a pagina 6 c'è Computer Wars, ZX Spectrum vs Commodore 64. Questo è un libro che trovate anche su Amazon. Io vedrò se in descrizione riuscirò a mettervi diciamo, i link a determinate cose che troviamo anche dentro questa rivista. Poi c'è Le segrete origini del Commodore 64, tutti gli Spectrum del mondo,
giochi su cassetta, vi ricordo edicola8bit.com, che è il sito dell'amico Sovox, e che contiene un sacco di riviste degli anni 80, ok? Poi c'è il progetto Amiga, Andy Warhol, parlando di Amiga, Amiga 1000, Amiga 500, non si può non parlare di Andy Warhol. Poi lo chiamavano Jackintosh, lo standard giapponese, Bill Gates, non si può non dedicare delle parole a Bill Gates, che oltre ad aver avuto il controllo del BASIC e dell'MS-DOS, poi in quegli anni ha cominciato anche lo sviluppo di un rudimentale Windows, che era un incrocio tra il GEOS del 64, della Berkeley Softworks, quello della Apple, insomma era un po' quello pure dell'Atari, c'era un po' di tutto dentro questo Windows, ok? Poi da DOS a Windows, ovviamente, ci troviamo alla Newell. La Newell fu una grandissima casa di distribuzione di hardware, e non solo di hardware, anche di software. Io ho un sacco di pubblicità sulle vecchie riviste della Newell Informatica. Mondo emulazione, si parla anche degli emulatori. Il senso delle mini riproduzioni. Se ce l'hai sei ricco. Vediamo quali sono le cose che valgono di più nell'ambiente retro computing. Si parla di Apple, All About Apple, associazioni retro computing, il sacro graal dei collezionisti, poi c'è appuntamento in fiera, poi c'è vabbè, l'Altair 8008, che è il computer che si vede nel film storico War Games, con Matthew Broderick. Io lo so a memoria quel film, se andate anche sul mio canale YouTube vedete che il primissimo video che io ho fissato in alto è un estratto di quell'iconico film in cui lo Whopper, War Operation Plan Response, il computer che giocava infinite volte la terza guerra mondiale, prende coscienza del fatto che combattere una guerra mondiale non giova a nessuno ed è meglio non combatterla per niente. Fortunatamente fino ad oggi è stato abbastanza così. E poi c'è Retro Libri, ok? Abbiamo visto quindi il menu di questa rivista, piena di argomenti. Allora, Computer Wars, Commodore versus Spectrum, ok? Tante immagini, tanti contenuti, ok? Anche qui vedete il Commodore 64, la tastiera dello Spectrum, ok? Quindi dei particolari dei chip. Guardate, noi siamo abituati oramai alle CPU quadrate, cioè per noi la CPU è quel quadratino, quella è la CPU, e invece prima non era, erano rettangolari, neri, si potevano confondere con tanti altri integrati, perché gli integrati erano tutti così. Guardate ad esempio già dentro un Commodore 64 come erano gli integrati. Lì ovviamente ogni integrato ha la sua funzione, c'è pure il SID come ho già detto, e quindi il 6581, mamma mia, manco a dirlo. Guardate pure qui che belle queste immagini, Mazinga Z, e poi c'è Goldrake con Actarus, ok? Andiamo avanti senza farvi vedere troppo. Qui si parla delle memorie di massa utilizzate dai due computer, quindi ricorderemo senz'altro il drive del Commodore 64, il dataset e il floppy disk, mentre il Sinclair aveva un formato proprietario. Ok, guardate qui chi c'è, l'amico Luca Cusani col Koala Pad. Allora, innanzitutto saluto il grandissimo Luca Cusani e vi invito ad iscriversi al suo canale Luke74 Channel su YouTube. C'è anche su Telegram, quindi andate anche a cercare su Telegram, oltre ad Amiga Ida che è il mio, anche il suo Luke74 Channel, che lui è anche quello che ha creato un gruppo su Facebook iconico, conosciuto da tutti, che è Pianeta Commodore.
ok? Quindi un saluto da Roma a Pisa a Luca Cusani di Luke 74 Channel, ok? Lui ha in mano il koala pad. Allora, vi voglio narrare, come sapete, quando vedete le mie live, io vi racconto pezzi di storia della mia storia. Allora, mio zio, come vi ho detto, nell'82 prese in America il Commodore 64. Qualche anno dopo uscì il koala pad e io quando andavo a casa sua, capitava anche abbastanza spesso perché i miei andavano a trovare, diciamo, mia zia e poi le cugine di mia madre, che erano i figli di mio zio Sandro che aveva comprato il 60 alle figlie, quindi saluto anche zia Mariella e zia Patrizia, e andavamo lì e lui una volta mi fece trovare questo koala pad, ma non per regalarlo a me, lo usò tanto tempo lui, adesso ce l'ho io con tutta la scatola originale, il koala pad con il software originale su dischetto, ok? Lui però lo utilizzava tantissimo questo perché lui, essendo un generale dell'esercito, utilizzava il Commodore 64 tramite programmi BASIC per calcolare la traiettoria dei missili, fare delle stime in base alla forza del vento, insomma faceva tutti dei calcoli, delle cose e li faceva fare tramite BASIC al Commodore 64, ok? Tutti questi calcoli, gli comparivano tutti i numeri che io non capivo neanche che cos'erano, ma c'erano delle formule, perché lui era purtroppo, non c'è più tra noi, lo saluto, zio Sandro ci guarderà da lassù, io lo ricordo sempre con tanto affetto a zio Sandro, e c'erano dietro delle formule matematiche ben precise, lui era ingegnere, quindi sapeva quello che faceva, sapeva quali formule doveva andare a calcolare il Commodore 64 e lui faceva addirittura, dopo che comparivano tutti questi numeri che io non capivo neanche che erano, poi venivano disegnati dei puntini uno accanto all'altro, ci metteva un po' di tempo perché il processore del Commodore 64 non era così tanto veloce, quindi diciamo che a fare questi calcoli che mio zio lo metteva a fare ci impiegava anche qualche secondo e quindi comparivano questi puntini uno di seguito all'altro messi come se fosse un grafico, no? Però quello era un andamento e lui sapeva interpretare questi disegni che comparivano, che per me erano soltanto dei puntini uno accanto all'altro, per lui avevano un preciso significato. E lui utilizzava anche questa Koala Touch Tablet per fare diverse cose, diciamo col suo software che ti faceva scegliere tra gli 8 più 8 colori, diciamo ti permetteva di fare diciamo delle righe tutte simmetriche come se fosse un caleidoscopio, diciamo era un ottimo software quello associato a questo Koala Touch Tablet. Io oramai lo chiamo così perché sulla scatola c'era scritto Koala Pad Touch Tablet, una cosa del genere. Me la ricordo, dai, sul mio canale Facebook, sul mio profilo Facebook, se andate dentro agli album c'è il ricordo del piccolo museo informatico e lì c'è il Koala Pad con tutta la scatola. Io ho fatto una foto quando poi ho chiuso Morena Computer. Ok? Quindi qua si è parlato anche del Koala Pad. Abbiamo salutato l'amico Luca Cusani, andiamo avanti. Le segrete origini del Commodore 64. Vedete? E qui si parla di come Tramiel sia arrivato a progettare il Commodore 64, che era un computer per le masse e non per le classi. Ok? Quindi doveva essere un computer per tutti e per tutti è stato, perché ancora oggi ha il primato di essere il computer con più unità vendute nel mondo. Bisogna dire anche che le altre case ne hanno venduti molti di più di computer, però erano tutti diversi tra loro. Questo primato si riferisce al fatto di un computer che è stato venduto così com'era in più unità, uguali tra loro. Poi vabbè, sono cambiate le edizioni, le schede madri, ce ne sono diversi modelli, diverse revisioni e quindi diciamo che nel tempo il Commodore 64 ha subito delle variazioni, ma concettualmente è quello, cioè il processore è quello, gli altri pure i processori che sono quelli, quindi diciamo che l'hardware è rimasto quello, poi piccoli cambiamenti andando avanti
sono stati fatti, però diciamo il Commodore 64 è il computer da casa, personal computer, che ha venduto più unità al mondo. Ok, andiamo avanti, vedete qui ci sono un po' di giochi, guardate, gli scacchi che piacevano tanto a mio padre, alla fine Chess Master 2100, mi sembra che Chess Master 2100 rimase poi mio padre ci giocò tantissimo a Chess Master 2100, qui non potevano non mettere Bubble Bubble, eccolo qua Bubble Bubble. Quindi vedete, il Commodore 64 ha fatto la storia. Guardate la differenza tra il Commodore VIC-20, che è questo, e il Commodore 64. Ovviamente sempre con l'idea di contenere i costi, visto che il VIC-20 non vendeva più, hanno utilizzato lo stesso case andando a cambiare la tastiera per produrre poi il Commodore 64. Anche se il VIC-20 aveva una sola porta joystick, il 64 ce n'ha due, quindi si poteva giocare in due contemporaneamente. Tutti gli Spectrum del mondo, allora io di questi ce n'ho parecchi perché ho lo ZX Spectrum, lo Spectrum 48K, quindi l'originale c'aveva 16K, poi hanno fatto il 48K, poi lo ZX Spectrum Plus e poi il più 2 che aveva il lettore cassette e il più 3, mi pare che si chiamava lo ZX Spectrum più 3, sì, che aveva il lettore non di floppy disk, ma aveva un lettore da 3 pollici. Sì, dischetti da 3 pollici. Ok? E mi pare che ce li ho tutti io. C'ho sia il più 2, il più 3, questo qui con i tasti di plastica. La differenza tra questo qui, che era piccolo piccolo, entrava in un cassetto, e questo qui è enorme. Perché questo c'aveva i tasti di gomma, era una tastierina piccola piccola, ultra portatile. Questo invece comincia ad essere, non dico grande come un Commodore 64, ma poco ci manca. Tasti in plastica che tra l'altro erano scomodissimi, avevano la forma del dito sopra, però sono scomodissimi da premere perché bisognava mandarli giù dritti per dritti, ok? Oh Luca, ho parlato di te, ho parlato di te, ovviamente male, sempre male, io parlo solo male. Scherzo, grande Luke, ho fatto vedere la tua immagine, ho parlato del tuo canale, ho parlato insomma di Duke 74 Channel, Pianeta Commodore, Telegram e YouTube. Andatevi ad iscrivervi sia su YouTube, poi sotto ai suoi video penso ci sia mi pare trovate il link al canale Telegram, ok? Che poi è un gruppo Telegram, non è un canale, c'è ragione. Nei canali su Telegram non si può scrivere, invece sul gruppo di Luke si può scrivere. Allora, quindi un saluto, grazie di essere qui con noi anche 2-3 minuti. Stiamo sfogliando questa rivistina e io sto ricordando un po' quello che è il mio passato da programmatore, da utilizzatore di queste macchine. Eppure, perché no? Io, tra l'altro, penso di essere stato l'unico in Italia ad aver connesso ben 7 drive esterni ad un'Amiga che aveva dei limiti a 3 drive esterni più un interno, quindi si poteva arrivare massimo a DF3 usando anche il DF0 che era quello interno. Erano le nomenclature dei drive date da Amiga DOS, ok? Dal DOS interno all'Amiga. E niente, praticamente io avevo fatto questa cosa perché mi serviva che tutti gli altri drive facessero la stessa cosa che faceva il DF3. Quindi se il DF3 scriveva, gli altri che io avevo aggiunto scrivevano. Ovviamente il problema si aveva se io mettevo altri dischetti, quello che leggeva DF3, tutti quanti in lettura succedeva un casino, però in scrittura funzionava senza ovviamente verifica, perché se poi uno qualsiasi aveva un errore a me me lo dava come se fosse il DF3 ad avere l'errore, cioè non funzionava, funzionava solo in scrittura andava benissimo e quindi io ho sfruttato questa cosa per poter scrivere più dischetti nella stessa unità di tempo. Mi fermo qua. Comunque ho narrato anche delle cose che riguardano lo Spectrum, lo ZX Spectrum Plus, più 2, più 3, la differenza tra tutti quanti, senza aver letto la rivista, perché io ce li ho ancora, li ho posseduti, li ho usati, ci ho programmato, quindi
diciamo che tra l'altro caricavo i giochi col registratore no, avevo col mio registratore, lo stesso registratore con cui io ascoltavo le favole, diciamo, quando ero piccolo, i raccontastorie, anzi andate a vedere il sito iraccontastorie.com, anzi pure .it, perché diciamo lì ci sono tutti i raccontastorie, iraccontastorie.com, iraccontastorie.it, ok? E io con quel registratore caricavo i giochi dello Spectrum, perché lo Spectrum non aveva bisogno di un particolare registratore come il Commodore 64, ma andava bene un qualsiasi registratore. Come vedete, qui si parla anche di controller. Allora, il 64 aveva i joystick, i primi a lamelle, poi subito dopo vennero introdotti quelli a micro switch, che poi vennero utilizzati anche su Amiga, mentre lo Spectrum, se non ricordo male, aveva i joystick analogici con un'interfaccia che bisognava attaccare allo Spectrum, ed erano molto molto scomodi dal mio punto di vista. Andavano bene per qualche simulatore di volo, però un attimino solo che devo rispondere, mia moglie. Pronti? Un attimo, metto un attimo il mute, un attimino solo, grazie. Ok, confermatemi che è tornato l'audio, confermatemi che è tornato l'audio, tutto in live, anche mia moglie mi chiama, mi dice che oggi terminerà presto e noi andiamo. Allora, guardate, vi voglio zoomare su questa immagine, no, dove sta qua? Allora, se riuscissi a mettere a fuoco sta telecamera, perché purtroppo mi è cambiato tutto il software di questa telecamera, non so perché io non l'ho aggiornato e adesso non c'ho più controllo sul fuoco di questa telecamera. Prima le edicole erano così, VIC-20, Spectrum, 64, MSX, e dentro l'edicola, porca miseria, Special Program, Special Play Games, New Special Play Games, Load and Run, Logica 2000. Tra l'altro io ringrazio tanto per aver scansionato e digitalizzato tutte le cassette del corso edito da Beatrice D'Este. Un attimo solo, mi chiamano da tutte le parti. Allora, stavolta era mia madre. Il bello della diretta, purtroppo quando arrivano le chiamate, poi ce ne sono alcune a cui bisogna rispondere, perché magari sono cose urgenti e uno non può sorvolare perché sta in live, quindi conviene poi andare a rispondere, magari sì, come ho fatto io, ho levato l'audio e via. Allora, tra l'altro io non riesco a capire, ma l'audio adesso sì, è solo uno, no? Sì. Si sente bene l'audio? Penso di sì. Penso che si senta bene l'audio. Allora, eravamo arrivati a quando io ce n'ho tantissime e molte le ho regalate già quando io comprai il disk drive. Ne ho regalate tantissime di queste cassette arancioni, sia per lo Spectrum sia per il VIC-20. Stavamo parlando del corso di Basic. Mio padre, visto che a me piaceva tanto programmare, mi prese a fascicoli, mi pare che erano quindicinali, non erano settimanali, erano quindicinali, conoscere il computer direttamente dal computer, edizioni Beatrice D'Este, bellissimo quel corso perché io lo feci tutto, c'erano pure gli esercizi a fine corso eccetera, e ti portava passo passo a programmare correttamente il Commodore 64 sia dal punto di vista del basic che dal punto di vista musicale che dal punto di vista grafico, quindi ti insegnava come sfruttare diciamo al 100% il tuo bel Commodore 64. Tra l'altro era lato A Commodore 64, lato B VIC-20, e quello veniva venduto in edicola. E io ringrazio Giuseppe Di Lillo Sovox di edicola8bit.com
che l'ha tutta digitalizzata quest'opera, qualità eccelsa, molto meglio dei fascicoli che ho io da parte. Mi pare che ve l'ho fatti vedere, ho tutte le cassette e tutti i fascicoli da parte dell'epoca, e i suoi sono veramente scansionati in una qualità enorme. Quindi andatela a vedere sul sito edicola8bit.com, conoscere il computer e direttamente dal computer edizioni Beatrice d'Este. E poi lui ha ovviamente tutte queste collane, lui ne ha fatte, io l'ho comprato, per esempio Special Program l'ho comprato, Play Games e Special Play Games li ho comprati tutti e due, lui le ha fatto dei volumi con tutti i numeri che sono usciti in edicola, ok? Io al di là dei giochi che stanno sul sito, si possono scaricare le cassette, i tap, i punto tap, eccetera, tutti i file. A me piaceva più che altro il cartaceo, come in questo caso le riviste, io vedete, le compro tutte cartacee, non vado a comprare il digitale, perché mi piace collezionare e poi toccare con mano la carta, vedere direttamente tutte le immagini, perché sul computer io non sarò mai in grado, come i ragazzi moderni, di leggere qualcosa su un cellulare o su un computer o su un pad, assolutamente. Sono vecchia guardia e quindi quello che mi interessa lo vado a leggere e a sfogliare direttamente. Oh, qui per la gioia dell'amico Luca Cusani c'è un dataset, quello con la scritta Commodore, perché in giro lui ce l'ha sicuramente, ci sono sia con questa scritta Commodore sia senza scritta Commodore, e quindi questo è, diciamo, il dataset per eccellenza, quello che tutti quanti noi ricordiamo, proprio questo qua, con questa forma arrotondata che all'epoca, pure il Commodore 64, se vi ricordate, è tutto stondato, non c'ha spigoli, cioè non c'è uno spigolo sul Commodore 64, è tutto stondato. Bello, bello. Guardate che adesso noi non ci pensiamo, ma la cura che veniva messa all'epoca nel produrre qualunque cosa, veramente, veramente lasciava a bocca aperta. Oh, e qui si parla del computer, diciamo, che, con cui io ho lavorato tanto, che è l'Amiga. Io con l'Amiga ci ho fatto tante cose, tra cui gestire una BBS. Ieri sono venuti qui a montare questa linea in fibra ottica di Fastweb. Adesso non ve lo posso far vedere, ma noi stiamo andando in live tramite questo accrocco qui, questo router, che ancora lo chiamano modem. Io gli ho detto guardate che non li potete più chiamare modem questo, perché questo non modula e demodula niente. Questo passa soltanto un segnale Ethernet in fibra ottica, basta, quasi in transceiver, e poi fa da router, cioè inoltre ai pacchetti, ruota ai pacchetti. Ve lo sto dicendo semplicemente, io sono stato sistemista senior in Ericsson Telecomunicazioni, quindi diciamo andare poi a usare dei paroloni, tabelle di routing eccetera, non ci capite niente. Quindi sappiate soltanto che questo apparecchio ha solo il compito di prendere tutti i pacchetti che arrivano. Io qui per esempio stanotte ho fatto l'1:30 per riconfigurare tutti gli apparecchi che ho connessi alla LAN di casa, alla Local Area Network, tra telecamere di videosorveglianza, termostati ambienti, prese comandate, lampadine, televisori, Fire Stick, Echo Dot, Echo Show e quello e quell'altro. Ci ho messo un secolo, pure la lavatrice ce l'ho io connessa con questo attrezzo qui, perché ho una lavatrice dell'LG con l'LG ThinQ, wifi, e quindi ho dovuto connetterla alla nuova wifi che ho creato. Guardate, c'ho fino veramente le due stampanti, di cui uno è pure scanner, i repeater, cioè, talmente tanta roba che sono diventato matto fino all'1:30 stanotte per passare tutta la configurazione da una vecchia rete che era quella che avevo prima, era sempre Fastweb con il vecchio modem, quella della Technicolor. Io avevo il modem della Technicolor, l'ho passato poi su questo, e questo vi ho introdotto perché sono venuti questo ragazzo, un signore che ci ha avuto una decina d'anni meno di me, e un ragazzo molto giovane. Io parlavo che quando hanno aperto le scatolette hanno trovato una marea di toppini, perché io qui quando sono venuto ad abitare nel 2006 avevo 2 linee ISDN, e quindi già sono 2 coppie di toppini.
Quindi poi c'avevo la linea analogica e c'avevo la DSL all'epoca ce l'avevo con Telvia, ok? Ciao Giuseppe, Telvia era una società sarda, ok, che forniva la DSL. Io a Roma non riuscivo ad avere la DSL con Telecom Italia e la feci con Telvia. Tra l'altro costava molto di meno con Telvia rispetto a Telecom Italia, però anche se, ciao Antonio, anche se a casa me la vennero a configurare diciamo i tecnici della Telecom, però diciamo era distribuita da Telvia. E io diciamo perché sono arrivato qui? Perché io con un'Amiga, prima Amiga 500, poi 1200, infine 4000, ci ho gestito la BBS, la banca dati elettronica, Bulletin Board System. Io infatti mi trovate scritto spesso come SysOp, System Operator, significava SysOp, e ho gestito una BBS che ha avuto diciamo 5 linee, di cui 4 erano gli ISDN che ti potevi connettere, sia io avevo i modem ISDN della Tricom US Robotics, ok? Quando US Robotics e Tricom si misero insieme, fecero gli Office Connect, gli SDN modem, e io avevo una batteria di questi modem perché avevo sia i modem analogici, quindi 4 modem analogici, avevo sia i Courier che i Sposter, US Robotics, poi faremo una live dedicata solo ai modem, e quelli si chiamavano modem perché modulavano e demodulavano, ok? Quelli analogici. Già quelli ISDN, chiamarli modem, però già modulavano ancora, però già là sugli ISDN il segnale passava in digitale, non passava in analogico, mentre sul doppino, come era con i modem analogici, era proprio analogico, c'erano dei suoni molto simili a quelli che stavano sulle cassette del Commodore 64. Se uno prendeva una cassetta e lo metteva nello stereo, nel registratore, ok? Più o meno i suoni erano quelli, e quindi il modem modulava e demodulava quei suoni per farli diciamo capire sia al tuo computer che al computer che riceveva dall'altra parte. Detto in parole povere, cerco di essere il più chiaro possibile, ok? E quindi non sapevano, cioè lui, quello un po' più anziano, ci avrà avuto ecco 35 anni, 40, ma forse a 40 non ci arrivava, era giovane. Lui un po' se le ricordava le linee ISDN, magari non si ricordava quelle analogiche chiamate PSTN, proprio quelle là con cui io ho fatto pure le prime connessioni con l'adattatore telematico del Commodore 64, perché io proprio le prime connessioni telematiche le ho fatte col Commodore 64 e con l'adattatore telematico. Guardate, tanti ricordi, tanti ricordi. E poi Amiga mi ha fatto la mia storia, proprio perché ci ho fatto tante cose. Ecco, l'Amiga 1000 io ce l'ho avuto solo dopo, in seguito, perché io il primo Amiga che ho avuto è stato un Amiga 500, tra l'altro era un Amiga 500 normale, totalmente modificato, ce l'ho ancora, e c'aveva il GVP A530 Turbo, ma a me non bastava avere il GVP A530 Turbo con 4 mega di RAM aggiuntive, GVP super veloci. No, io avevo anche i 2 mega di RAM aggiuntivi sotto all'espansione con tanto di clock, e quell'espansione necessitava, perché affinché quell'Amiga 500, che era il primo modello, avesse 1 mega di chip, doveva essere cambiato il Fat Agnus. Quindi io avevo il Super Fat Agnus, diciamo il Fat Agnus, quello dell'Amiga 500 Plus, dentro un'Amiga 500 normale con un'espansione in cui mezzo mega veniva dato per raggiungere il mega di chip con il mega che aveva già l'Amiga 500, e poi c'aveva 1 mega e mezzo di fast sotto, e quella già era l'Amiga 500 senza il GVP. Poi se ci attaccavo pure il GVP c'era l'acceleratrice 68030, quindi dal 68000 passavo a un 68030, e poi avevo la RAM aggiuntiva, altri 4 mega, oltre all'hard disk SCSI. Quindi guardate che tutte queste cose che vi racconto ce l'ho ancora, stanno nei box, e piano piano durante l'anno prossimo le vedremo. Vedete, qua c'è il Boeing Ball, non poteva mancare, parlando di Amiga, la palla che rimbalza. Anche se io chiedo a chi vedrà questo video, magari me lo scrivete nei commenti, se trovate io
mi ricordo benissimo che quando comprai il drive del Commodore 64 già c'era l'Amiga 1000, questo, in una vetrina di un negozio con due calici di champagne con le bollicine che andavano verso l'alto. Quella demo io non la sono riuscito a trovare da nessuna parte, era una cosa semplicissima perché erano due calici disegnati benissimo, però ovviamente a pochissimi colori, c'erano certo diciamo, le sfumature, se vogliamo chiamarle così, e poi c'erano questi puntini che andavano verso l'alto, basta. Era una cosa molto semplice, ma di una realtà. Io quando vidi questo qui già me ne innamorai, però costava uno sproposito, ok? Io all'epoca mi comprai il drive e quindi poi passò, diciamo, in secondo ordine. Poi ovviamente il cambio, cioè io non ho mai dato via il mio Commodore 64 per l'Amiga. C'è una foto che ho pubblicato da poco anche su Facebook in cui si vede che io avevo anche il Commodore 64, c'avevo una scrivania tipo questa che ho adesso, dove sotto c'era il Commodore 64 e sopra, qui dove in teoria andrebbe la stampante, c'era l'Amiga 500, capito? Quindi io non ho mai dato via niente per passare al livello successivo. Ed ecco qui l'Amiga 500, questa è un'Amiga 4000, o no? O è un'Amiga 2000? No, mi sa che è un'Amiga 2000 questa, perché tutte e due sono destre. Questa è un'Amiga 2000, è un'Amiga 2000, eccolo, Andy Warhol, che ha disegnato su Amiga e ha, diciamo, quasi è stato un precursore del disegno digitale, se vogliamo. Vado un po' veloce perché è quasi un'ora che sto chiacchierando. Ok, queste sono tutte le opere di Andy Warhol, c'è tutto un articolo dedicato a lui. Oh, lo chiamavano Jackintosh, questo è l'Atari 1084, vedete? Allora io rimasi molto colpito quando andai a trovare un mio amico, lui aveva l'Atari, questo qui, e caricò Silent Service, il simulatore di sottomarino, bellissimo, un gioco che mi è rimasto sempre impresso. Poi ovviamente lo fecero anche per Commodore 64 e per Amiga. Comunque Silent Service, il simulatore di sottomarino che stava sull'Atari 1084S, mi rimase impresso, così come anche Montezuma, il pupazzetto che andava per le segrete, per tutte le camere a cercare i diamantoni. Quello io lo vidi per la prima volta su questo computer, poi lo fecero anche sul 64, però molto molto bello anche sull'Atari 1084 1084S. Vedete? Quello fu anche un bellissimo computer, peccato che non ebbe il grande successo che ha avuto anche il Commodore 64, perché fu un bellissimo computer. Io anche ce l'ho, c'ho l'Atari 1084, come caspito si chiamano? Purtroppo la memoria se ne sta andando, comunque mi ricordo ST 1040, qua parlate 1040 ST, 1080 ST, non mi sbaglio. Comunque mi ricordo ST. No, adesso mi sfugge, ce ne stanno tanti. Vedete qua, bisognerebbe andare a leggere tutti gli articoli, ce ne stanno tanti modelli. Vabbè, questo è l'Atari Falcon 030, non l'ho mai avuto, mi pare che non ce l'ho, assolutamente non ce l'ho. L'Atari Falcon 030 è qualcosa di spettacolare. Quello però l'ho visto a tante 1040 ST, perché il 1084S era il monitor della Commodore. Comunque lo standard giapponese, vedete? Quante cose vi racconto della mia vita. Ecco, joystick, videocassette. Allora vediamo un po' perché c'è questa videocassetta sotto: l'ispirazione per la standardizzazione dei personal computer arrivò forse dal successo delle videocassette. Allora, io invece vi racconto perché associo un computer alla videocassetta. Io all'epoca avevo tanti floppy di Amiga, ma tanti, voi non avete idea di quanti potevano essere, e diciamo si inventarono un sistema abbastanza economico per passare i floppy in maniera molto economica dal floppy stesso alla videocassetta. Si chiamava Video Backup System. Io avevo l'Amstrad Double Decker all'epoca come videoregistratore
e tantissimi floppy li ho passati sulle videocassette. Quindi io avevo attaccato l'uscita video di Amiga al videoregistratore e tramite un software apposito passavo sulla videocassetta il contenuto del floppy come se fosse una compressione DMS, Disk Master System. Praticamente qualsiasi cosa c'era dentro al dischetto, anche se erano DOS, veniva passato bit a bit, quindi traccia per traccia, settore per settore alla videocassetta in formato video. Ok? Siccome la banda video era molto più capiente rispetto alla banda audio, su una videocassetta da 180 c'entravano circa 150 dischetti e costava molto di meno una videocassetta rispetto a 150 dischetti. Una videocassetta mi pare che con 6-7 mila lire te la portavi via, medio buona, DDK, BASF, quello che era, mentre i floppy li pagavo 600 lire l'uno, quindi guardate il risparmio che c'era. Certo, ci voleva quasi 1 minuto e 10, 1 minuto e 20 per ogni floppy per passarlo, però c'era la funzione passa floppy multipli e quindi tu finiva di leggere un floppy, lo levavi, lo rimettevi in quello nuovo e lui continuava e quindi tu diciamo con una cassetta da 180 minuti ci mettevi 150 floppy, ci volevano 150 minuti. Quello è il problema, no 150, 180 minuti. Quindi diciamo erano 3 ore, però diciamo avevi risparmiato un sacco di soldi. E poi era molto buona perché io pure li ripassavo un'altra volta su floppy e funzionavano. Tra l'altro disegnavi anche i giri per vedere da che punto a che punto del nastro andava quel particolare floppy. Un'altra cosa che si poteva fare dall'hard disk, si poteva fare il backup di ciò che c'era sull'hard disk e a quel punto era lo stesso software che andava a ricercare, diciamo, ti diceva vai avanti, vai indietro, premevi play e lui diciamo, ti faceva mettere il punto esatto per fare poi il restore di una particolare directory o di un particolare file. Ok? O come no, io ho pubblicato un sacco di foto perché io ce l'ho su in soffitta il VBS, Video Backup System. L'ho pubblicato tante volte, l'ha fatto anche la Newell Informatica. Ce n'erano 2 versioni, tutte con lo stesso software funzionavano. Quindi, però ce n'erano 2 versioni, tra l'altro era soltanto un cavetto che dall'uscita video dell'Amiga andava poi alla SCART del videoregistratore, ma funzionava benissimo, funzionava benissimo all'epoca. Veramente, veramente tanto di cappello a chi si era inventato questo sistema. A me mi ha risolto un sacco di problemi, perché io già così ero arrivato ad avere 7500 floppy per Amiga, non sapevo più dove metterli. Invece con le videocassette mi hanno risolto un sacco di problemi. Poi, tra l'altro, già con l'Amiga 1200 che aveva l'hard disk io avevo quello da 80 mega, una cosa del genere, interno, io facevo tutti i DMS e poi facevo fare, durante, magari io me ne andavo, c'avevo da fare, lo lasciavo a fare il backup della cartella, che ne so, da 40 mega, quello che era, il backup sul videoregistratore, quando tornavo aveva finito, facevo una verifica, diciamo, ad andare a fare il restore di qualche file per vedere se era venuto bene. Se era venuto bene, perdevo una mezz'oretta neanche, perché prendevo file random, li facevo il restore, andavo a scompattare il DMS, se funzionava vuol dire che era andato a buon fine. Tutto quello che vi racconto è tutto menzionato, anche io qui ho delle scatolette. Guardate, abbiamo questo per farvi vedere, qui ci sono dei CD, qua dentro è pieno di file DMS, qui dentro, questi poi li metterò nel repository, nel New Commodore Repository, ancora non ve l'ho messi, attenzione, piano piano vi metto tutto su quel repository, guardate, altri computer, stiamo a metà rivista, stiamo a un'ora di live, troppo lunga questa live, guardate che bella questa rivista, ma io ho tanti ricordi, tanti ricordi da raccontarvi, tanti, quindi a me sfogliare questa rivista non è solo andare a vedere quello che è successo, ma quello che io ho vissuto, cioè non è quello che dice vabbè, vedi che c'era, no, io questa roba, qui si parla di MSX, ecco per esempio Bill Gates con sta Microsoft, e questo tutti ce lo ricordiamo per Windows, soprattutto i giovani d'oggi associano Bill Gates a Windows, a Office,
ma Bill Gates viene da molto prima, cioè Basic, MS-DOS, ma viene da molto prima Bill Gates. Questo è Bill Gates. Cioè, tutti quanti pensano a Bill Gates con la bandiera, ecco, questo Bill Gates, tutti si ricordano, aspetta, questo Bill Gates qui, ma questo è il Bill Gates. Comunque, molto molto giovane, che ci ha saputo fare, diciamo un po' come Berlusconi, un po' come Steve Jobs, sono tutta gente che ci ha saputo fare, cioè non è che non c'era gente al loro livello, loro ci hanno saputo fare, c'è niente da fare, si sono trovati al posto giusto nel momento giusto, cioè il posto e il momento fanno diciamo un evento, devi stare nel posto giusto nel momento giusto, se no è come quando io feci RefSoft Web BS nel 2000-2001, quando conobbi pure mia moglie. Io avevo una BBS sul web che altro non era che un Facebook, diciamo, molto, molto primordiale, se vogliamo. Facebook arrivò in America nel 2006, ok? In Italia nel 2008. Io già nel 2000 avevo la BBS sul web, in cui uno si registrava nome, cognome, password e potevi mettere il compleanno, come se succedeva in BBS. La BBS via PSTN, io gestivo con l'amica, alla fine non era altro che un punto di ritrovo di tanti amici. Erano ovviamente all'epoca le telefonate interurbane costavano un sacco di soldi, quindi la maggior parte degli utenti, io ero arrivato ad avere quasi 1000 iscritti alla mia BBS, la maggior parte degli utenti erano di Roma, ok? Perché Roma era una telefonata urbana e costava poco, ok? Quindi uno si connetteva alle BBS locali romane, Antanisoft, Amp BBS, Famanisoft, Dylan BBS, ce n'erano tante di BBS a Roma all'epoca, tutti quanti avevamo, molte gestite con Amiga, poche gestite col PC, ok? Anche perché i PC all'epoca erano i 486, 386, era quella roba lì, Amiga era molto superiore. Quindi diciamo che io non sono stato nel posto giusto e nel momento era giusto, perché c'era troppa poca gente ancora che aveva internet dentro casa nei primi anni 2000, ma chi ce l'aveva? Cioè c'erano i primi PC con Windows 98, 98 SE, qualcuno si comprò il PC col Millennium, poi uscì proprio nel 2000 Windows 2000. Infatti la mia WebBS, io avevo il server dentro casa, sempre con la DSL di Telvia che vi dicevo, e diciamo, mentre sfoglio la rivista vi racconto, era gestito su Windows NT Server 4.0 all'inizio e poi su Windows 2000 Server dopo, con Internet Information Server. Era tutta programmata in ASP, completamente programmata da me in ASP da zero, la WebBS, e si sfruttava un database che da prima era un semplicissimo database di Access e poi lo convertì in SQL Server, la versione gratuita, SQL Server gratis, diciamo. E quindi, però poi non avendo utenti, non avendo nessuno e dovendo lasciare sto PC sempre acceso, perché all'epoca non c'erano neanche dei provider che ti mettevano a disposizione dei server virtuali o dei server fisici dentro delle server farm, non c'era tutto questo e quindi a me mi costava un sacco di soldi. Vedete la Newell informatica, la Newell, prima ve l'ho citata per quanto riguarda il video backup system. Non c'erano e quindi io dovevo tenerlo dentro casa con l'IP fisso pubblico, col dominio registrato, cioè era una spesa che non valeva più l'impresa. Abbiamo fatto una pizzata, un'unica pizzata, ci sono delle foto, la torta che l'aveva fatta mia moglie, bellissima, con scritto RefSoft WebBS, presa appunto dalla schermata, la prima schermata che ti si compariva davanti quando ti connettevi al sito, perché poi alla fine era un sito internet come Facebook. Facebook solo in seguito è diventata un'app, diciamo, e quindi un social network. Ma Facebook era nato per trovare gli amici delle elementari, i vicini di casa che magari uno aveva perso i contatti. A questo serviva Facebook, poi è stato utilizzato per altre cose. Guardate i Commodore 64 in tiratura limitata. Guardate, questo è il Commodore 64 in tiratura limitata.
limited edition. Che spettacolo, ragazzi, che spettacolo, questa rivista è veramente veramente bella. Poi con calma me la leggo tutta durante il weekend. C'ho tanto da leggere, eh. Floppy disk perché... Ah, eccolo qua, Steve Jobs. È stato un altro visionario grandissimo. Lui e Watts. Zio Watts. E vabbè, sono stati tutti quanti, ci hanno regalato loro, insieme a tanti altri studiosi, perché loro sì hanno fatto questi computer eccetera, però alla fine se avevamo tutti i computer stand alone al giorno d'oggi non staremmo così. Tutto quanto è nato quando a tutti questi computer gli abbiamo messo una scheda di rete, sia questa wireless, sia questa cablata, coassiale, fibra ottica, Ethernet, quello che vi pare. Cioè, quando l'abbiamo messo in rete uno con l'altro, allora si è aperto un mondo. Quando siamo riusciti a fare dei server per mantenere tutte le informazioni e renderle disponibili alle masse, allora il mondo si è aperto. Quando siamo riusciti a fare degli hard disk abbastanza capienti da contenere una marea di filmati e di informazioni, di nozioni, allora il mondo si è aperto. Perché se non ci fosse stato tutto questo, ma che si è diciamo evoluto quasi contemporaneamente, e noi non saremmo mai arrivati a quello che abbiamo adesso. Quindi non si può dire, ah, se non fosse stato... Se al giorno d'oggi avevamo ancora un Commodore 64 o un'Amiga stand alone e ognuno giocava da solo dentro casa, o quantomeno quando venivano gli amici, non ci sarebbe stato diciamo tutto quello che abbiamo oggi, diciamo tutte le comodità, tutto ciò che ci fa sfruttare le banche, la possibilità di accedere a IO per vedere anche come sta una situazione diciamo tributaria, quello che vi pare, pagare una multa, quello che vi pare, cioè noi possiamo accedere all'elenco delle targhe, pagare il bollo auto direttamente col cellulare, ma tutto è partito da prima tanti computer come abbiamo visto qui stand alone. A proposito, questi due libri sono tutti e due, uno più bello dell'altro, e vi voglio mettere il link sotto in descrizione su come prenderli. Commodore 64 versus ZX Spectrum, e poi c'è questo Gli anni di Amiga, molto bello, molto bello. E poi questo qua mi pare che dobbiamo ancora farlo, sfogliamo insieme, poi non mi ricordo più niente perché troppa roba. Comunque complimenti per questa rivista edita da Sprea. Io devo capire bene come settare questa telecamera per farla mettere a fuoco bene, ok? Quindi a me è piaciuta tanto, vi faccio rivedere quello che contiene. La tengo un attimo a sta distanza perché dovrebbe mettere abbastanza a fuoco a sta distanza. È bellissima questa rivista, bellissima, un must per tutti i patiti di retro computer, non retro gaming. Qui si parla di retro computer, proprio di computer che hanno fatto la storia dal 1980 al 2000, ok? I PC che hanno fatto la storia. Nel 2000 ovviamente la Apple era la Apple e vendeva un sacco di Macintosh eccetera. La Commodore era fallita nel 2000 da un po', da qualche anno, però io nel 2000 usavo ancora Amiga, anche per masterizzare, per fare un sacco di cose con l'Amiga 4000 ci facevo, all'epoca avevo l'Amiga 4000, e i PC nel 2000 era il tempo dell'avvento dei Pentium, i Pentium 200, 233 MMX e i Pentium 2. Qualche anno dopo arrivò anche il Pentium 3. Ovviamente con l'arrivo dei Pentium i PC presero il volo perché grazie anche a Windows 2000 e a Windows 98, che era abbastanza stabile poi alla fine, e alle schede intercambiabili, quindi alle Creative Sound Blaster, le più famose, ho citato, schede audio per dare al PC un audio quanto più simile possibile all'Amiga, che poi ovviamente queste schede Creative erano enormemente superiori al processore audio di Amiga, perché 16 bit, stereo, real stereo, quindi veramente le schede poi
Vi cito solamente al volo, prima di chiudere, le acceleratrici 3D, la 3D FX, le varie schede della Matrox, la Matrox Mystique 220. Andate sul mio canale e cercate lo SMAU dove venne presentata la Matrox Rainbow Runner, che era la scheda di acquisizione video che lavorava insieme alla Mystique 220 per fare acquisizione video da videocassetta. Adesso noi abbiamo video solo in digitale, ma prima i video erano tutti analogici e per digitalizzarli serviva una scheda di acquisizione video, che in quel caso era Rainbow Runner, associata, messa a panino sulla Matrox Mystique 220. Ok, la Matrox se ne uscì pure con la Millennium, la Millennium G400 fece un successone, era sullo slot AGP, accelerate il graphic port. Queste sono tutte cose che vedremo insieme, ve lo racconterò perché io le ho vissute in prima persona, quindi vedremo quante schede video ci sono state nella storia, gli slot, prima erano ISA, poi PCI e poi venne lo slot dedicato alle schede video AGP, poi PCI Express, diciamo l'evoluzione anche delle schede video, l'evoluzione delle RAM, l'evoluzione delle schede audio. Guardate che noi abbiamo una scatoletta, spesso è un portatile, più raramente per il gaming è un fisso, che contiene una tecnologia enorme dove hanno lavorato tante persone per renderla possibile. Chi ha inventato la scheda madre, chi ha inventato il processore, chi ha inventato la scheda audio, chi ha inventato la scheda video, chi ha inventato la RAM, chi ha inventato le memorie di massa. Senza tutto questo insieme non ci sarebbe niente. E così pure per i telefonini. Se non ci fosse stato chi ha fatto Android, o nel caso macOS, vabbè. Se non ci fosse stato chi ha inventato, diciamo, il processore audio dei telefonini, il processore grafico dei telefonini, chi ci ha messo dentro la wifi, chi ci ha messo dentro il 3G, il 4G, il 5G, il 6G e chi più ne metta, non ci sarebbe tutto questo. Quindi diciamo tutti insieme possiamo cambiare le cose, separatamente ognuno di noi non può fare niente. Cioè, vedete che un telefonino, pensate a un telefonino tutto, cioè un telefonino come quello di una volta, solo telefoni e basta, con un altro telefonino solo giochi, come era prima con le varie console che avevamo, la PSP oppure il Nintendo DS, cioè quelli giocavi solo, invece abbiamo inglobato tutto in un unico apparecchio. Volete mettere? Cioè, grande. Ok, grazie mille di essere stati con me per quest'oretta, oretta e 10. Sono le ore, chiudiamo questa finestra, 12:21, ahia, si fa tardi, di questo 15 dicembre 2023. Io vi ringrazio di essere stati con me, spero che questa live sia venuta bene registrata perché la lascerò qui a disposizione di tutti quanti. Ok? Prossimamente sfogliamo insieme di Anime Cult per quanto riguarda Reni Toons. Questo anche per Reni Toons, il volume 2 dobbiamo sfogliare perché il volume 1 cercatelo, questo già l'abbiamo fatto, lo sfogliamo insieme, dobbiamo sfogliare insieme il volume 2. Poi sempre per Reni Retro Computing, videogiochi anni 80, vedete, videogames, questo mi pare che invece già l'abbiamo sfogliato. Questo pure già l'abbiamo sfogliato, andatelo a cercare. Questo pure già l'abbiamo sfogliato, andatelo a cercare. E qui dentro dobbiamo fare anche l'unboosting di quello che c'è qui dentro. Irons di Vigevano, c'è Zappo là, già ve lo dico. Vi metterò il link ovviamente anche a questo che è dell'amico Michele Rizzardi. Vedete? Come disegnare disegni graziosi e divertenti in stile Kawaii. 99 anni. Ok? Cerco di mettervi tutto prima di andare a prendere mia moglie. Adesso grazie mille a tutti, grazie mille, alla prossima. Di Michele Rizzardi vi metto anche questi altri due, frutta e verdura. Mi ero dimenticato, l'ho visti adesso che l'ho appoggiato là. Ok? Vi lascio con la sigla finale e ci vediamo alla prossima live. Grazie di essere stati con me, grazie mille. Aspettate che per trovare fine live qua sembra facile, ma facile non è sempre, Speriamo che va bene, perché quando uno cambia le cose. Ciao a tutti!